Amici sportivi, appassionati di calcio, ritroviamo questa sera un nostro graditissimo ospite che era qui anche ieri, Patrick Pitton. Buonasera Patrick, vicepresidente vicario della LND Veneto. Ben ritrovato. Ciao Alex e buona serata a tutti. Ieri abbiamo parlato dell'evolversi della situazione modifica protocollo, della scelta di posticipare l'inizio dei campionati, della possibilità concreta di riprendere appena insomma ci saranno degli spiragli per quello che riguarda la cancellazione dell'obbligo di isolamento fiduciario per tutta la squadra. Abbiamo parlato di tanti temi di attualità. Questa sera spostiamo l'attenzione più su altri argomenti, a partire da quelli che riguardano, diciamo, le finanze, argomenti economici. Parliamo di soldi, parliamo di investimenti fatti dalle società, di aiuti fatti e previsti dal Comitato Regionale Veneto per le società. Faccio un pochino il quadro della situazione di cosa prevede e cosa è stato fatto appunto in sussidio delle varie squadre di calcio. Allora, innanzitutto post-Covid il problema era diciamo, l'iscrizione delle società, quanti numeri, quante società si sarebbero fuse, quindi c'era un po' di marasma e alle società sia la Lega Nazionale Dilettanti che il Comitato Regionale Veneto ha contribuito all'iscrizione. Mi spiego. Sono stati stornati i diritti di iscrizione inizialmente attraverso un contributo Covid-19 della LND e più il Comitato Regionale Veneto ha dato un sussidio di 211.000 euro dalle more. Abbiamo ritrovato, siamo riusciti a stornare dal bilancio, dalle more del bilancio, questi 211.000 euro che hanno azzerato, in poche parole, i diritti di iscrizione delle società. Inoltre ricordiamoci che le società hanno versato solo del deposito cauzionale solo il 70%, avevamo fatto una riduzione del 30%, poi come ha spiegato già 15 giorni fa anche il Presidente Ruzza, dal bilancio siamo riusciti a portare come voce di capitolo altri 100.000 euro come contributo alle società, che verrà poi, le società se lo troveranno nel loro conto partitario nel deposito cauzionale. Ricordiamoci che il deposito cauzionale è un deposito che viene poi restituito alle società, certo, nel momento in cui, come diceva il nostro Presidente Ruzza, non fanno le berichine, cioè non hanno ammende o tutte quelle situazioni che si vengono poi a creare durante un campionato. Quindi ecco, io penso che il lavoro è stato veramente molto capillare, a dimostrazione che il Comitato comunque lavora per le società e come diciamo sempre, ma è una cosa personale, abbiamo sempre a che fare con dei soldi che non sono nostri e quindi dobbiamo essere non amministratori bravi ma di più. Bene, Patrick, torniamo a parlare di calcio giocato perché abbiamo visto anche ieri sera le difficoltà nel far poi combaciare date e calendari in caso di eventuali stop, rinvii. C'è da ricordare che non esiste solo il pericolo Covid, ma c'è anche il pericolo maltempo per eventuali rinvii, quindi per giornate di campionato che potrebbero non disputarsi. Questo cosa implica? Implica, immagino, l'introduzione di turni infrasettimanali. Qui si apre un altro piccolo problema che sicuramente state affrontando, quello che non tutte le società dispongono di impianti con illuminazione notturna, eccetera. Cioè, in questa stagione il sovrannumero probabile di turni infrasettimanali può creare che tipo di problemi? Sicuramente il girone 18 ci comporteranno delle problematiche, se poi consideriamo anche magari le intemperie, il tempo, la pioggia, le condizioni meteo, questo sicuramente ci comporterà degli aggravi.
io c'è da fare un discorso però a monte, cioè che le nostre società, purtroppo tante società non hanno degli impianti illuminati o degli impianti che non sono sufficientemente illuminati, quindi diventerebbe veramente un problema non tanto per la gestione del comitato ma poi per l'organizzazione delle società, perché costrette comunque a trovare un campo alternativo, costrette comunque a sobbarcarsi di altre spese, quindi ecco, il comitato ha questa funzione di gestire, organizzare. E noi siamo molto attenti e nell'eventualità si dovesse partire con i gironi a 18 come è in programma, ricordiamo che quest'anno non facciamo le coppe, quindi gli infrasettimanali sono già esclusi perché si giocava sempre di mercoledì. Oltre alle coppe abbiamo messo in stand-by anche i play-off. Quindi ecco, tutte quelle attività poi propedeutiche per promozioni e retrocessioni sono state messe momentaneamente in secondo piano per anche capire poi l'evolversi di tutta questa situazione e quindi anche per capire se un campionato, lo ripeto, l'abbiamo detto ieri sera, terminare un campionato al 30 giugno. Assolutamente, quindi magari qualche turno infrasettimanale in meno, ma allungare un pochino la stagione con le partite di domenica. Parliamo di calcio giovanile perché è importante chiarirci le idee anche sull'attività dei più piccoli. Allo stato attuale delle cose, come e quando riparte il calcio giovanile? Beh, allora, il calcio giovanile, giocoforza, deve ripartire con la scuola, quando ripartirà la scuola, quindi dal 14 speriamo parta perché qua abbiamo tanta confusione, anche ieri la conferenza stampa di Conte non ha chiarito tutti i dubbi che ci sono. Abbiamo tante norme, come ne assumo le responsabilità di quello che dico, però ho un ragazzo che va diciamo alle superiori, quindi al Fermi, quindi è anche da genitore, un po' anche, certo. da genitore. Quindi ecco, sicuramente il calcio deve ripartire nel momento in cui parte la scuola. Adesso quando partirà la scuola, lì si capirà effettivamente come si evolverà anche la situazione scuola-calcio, perché ricordiamoci che, come dicevamo ieri sera, l'isolamento fiduciario anche a scuola non è solo in questo momento per l'alunno che è positivo, contagiato, ma è di tutto il gruppo che è venuto a contatto. Quindi ecco, ci sono delle dinamiche che secondo me dovrebbero essere semplificate, perché lo ripeto, lo ripeterò alla morte, questa è la nostra quotidianità e per andare avanti dobbiamo convivere e quindi questa è l'unica soluzione fin tanto che non avremo un vaccino. Iniziative del Comitato Regionale Veneto, ne abbiamo già parlato con il Presidente Ruzza, però diamo un piccolo aggiornamento anche su quello, quindi i vari tornei, le rappresentative eccetera. Al momento che cosa è confermato, che cosa invece è cancellato dal calendario? Non so, penso a Stella Stellina, penso a altre manifestazioni di questo tipo. Beh, ricordiamo che l'anno scorso abbiamo portato a Bassano Stella Stellina sì. E le finali diciamo di Coppa del calcio a 5, C1, C2 e femminile, quindi sono state 4 giorni molto, molto belli, molto importanti per tutto il movimento non solo regionale ma in particolare di questa provincia, di questa terra che veramente ha sempre avuto un blasone non solamente nel calcio ma un po' in tutti gli sport, ricordiamo il rugby, la pallavolo, l'hockey, il ciclismo, quindi abbiamo il velodromo, quindi veramente è stata una bella manifestazione e situazione. Quest'anno purtroppo, come abbiamo ripetuto poc'anzi, noi abbiamo investito sulle società, cioè a livello economico abbiamo cercato di dare una mano alle nostre società. Ecco quindi che tutti quei tornei, quelle attività collaterale del comitato, Stella Stellina, vedi il torneo Nicolli, vedi le giornate del calcio femminile, secondo me quest'anno saranno di difficile attuazione perché o troviamo risorse alternative
o altrimenti non possiamo sempre gravare sulle nostre società. L'unica cosa certa, come diceva in consiglio il Presidente Ruzza, sicuramente la Lega Nazionale Dilettanti vorrà comunque tentare di ripartire con il torneo delle regioni. Torneo delle regioni che, ricordiamo, l'anno scorso era stato dato al Comitato Regionale Veneto e speriamo che quest'anno, ripartendo, ritorni il TDR di calcio a 5 dove noi avevamo organizzato il tutto a Peschiera del Garda. Patrick, durante questa lunga, strana, difficile estate per le società, per la federazione, per i ragazzi, per tutti, noi chiaramente è giusto sottolineare che parliamo di sport, non sconfiniamo in quelli che sono chiaramente problemi, situazioni più importanti, dall'emergenza sanitaria fino al mondo del lavoro, della scuola e quant'altro. Noi in questo spazio parliamo di sport, è giusto rimanere a parlare di sport con il massimo rispetto di tutto quello che sta succedendo intorno a noi. Però, dicevamo, in quest'estate si era pronosticato un crollo delle iscrizioni, un 30% di società che sarebbero scomparse qui nell'area vicentina, nell'area bassanese. In realtà qual è il bilancio? Insomma, com'è andata? Allora, devo dire che il bilancio è molto positivo, nel senso che è una percezione distorta dei numeri. Perché? Perché avendo aumentato i gironi a 18, automaticamente ci sono stati tanti ripescaggi, ovviamente, e questo ha comportato poi una riduzione comunque delle società in terza categoria, però comparando i dati dell'anno scorso rispetto ai dati di quest'anno abbiamo un saldo positivo di più 7 società. L'anno scorso avevamo 627 squadre iscritte dall'eccellenza alla terza categoria, quest'anno abbiamo 634, quindi questo è un numero che ci deve far capire. I problemi non sono solo economici, i problemi sono forse anche nel reperire le risorse umane per le società. Quindi io vedo che comunque questo periodo di lockdown ci ha fatto capire cosa sono le cose importanti e secondo me lo sport, ma non solo io, mi confronto quotidianamente con tanti dirigenti, presidenti, lo sport è veramente sociale, lo sport veramente fa bene non solo a noi, ma fa bene in particolare a questi ragazzini, non solamente fisicamente ma anche mentalmente, perché loro, lo ripeto, lo ribadisco, sono il nostro futuro e devono crescere veramente con questa passione che poi si tramuta in qualcosa di più, cioè nel sociale e dare una mano al prossimo. Siamo in chiusura, mi permetto di ringraziare la Lega Nazionale Dilettanti, il Comitato Regionale Veneto, a partire dal Presidente Ruzza fino a Patrick Pittone, tutti i vari esponenti per la disponibilità, per il dialogo continuo che hanno con noi, con gli organi di informazione, quindi questo sicuramente è un valore aggiunto per il momento che stiamo attraversando. E in chiusura, Patrick, 20 secondi, proprio per sottolineare anche l'importanza del dialogo a distanza, insomma, anche con le tante società, un tuo commento su questo, perché insomma la tecnologia vi ha aiutato in quest'estate. Ci ha aiutato, siamo stati subissati da mille telefonate, da 1000 richieste, ritengo che sia doveroso essere al fianco delle società, essere un punto di riferimento per le società con delle risposte certe. Lo abbiamo fatto e continueremo a farlo. Allora, grazie a Patrick Pitton, vicepresidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti Veneto, grazie per essere stato con noi, per averci aiutato ad avere le idee un po' più chiare su tutto quello che sta succedendo. Noi continueremo a raccontarvi tutto da lunedì al sabato, non solo calcio, tutti gli sport, qui su Rete Veneta, qui a Sport in Casa. Grazie.